È inaccettabile pensare, immaginare o che si diffonda l'idea che sia uno scambio di prigionieri, perché c'è una prerogativa, io non sono ricandidabile. Nessuno scambio di favori o di prigionieri, queste le espressioni di giornata usate alternativamente da Luca Zaia per dire che il suo futuro politico, compreso un posto da ministro, è scollegato dalla partita sulla presidenza del Veneto. Insomma, non vi sarebbe nessuna correlazione tra un destino romano per il presidente uscente e un candidato governatore meloniano per il centrodestra. I toni sono quanto mai perentori. La vicenda della scelta del Presidente in Regione è una scelta della politica che nulla ha a che vedere con quello che farò io in futuro, punto. Lo stesso Zaia sa di avere gli occhi del mondo politico, non solo locale, addosso, sguardi non certo disinteressati. Vedo che tanti si occupano del mio futuro, non ho ben capito se mi vogliono bene o se sono preoccupati e quindi lo capirò strada facendo. Presto, annuncia Zaia, sarà comunicata la data delle elezioni, la finestra va dal 21 settembre al 23 novembre, nel frattempo dovrebbe essere risolto anche il nodo di divieto di terzo mandato per gli assessori, quasi in contemporanea da Verona, dove si trova per un convegno, Matteo Salvini conferma che squadra che vince non si cambia, aggiungendo che il Veneto vota insieme a Marche, Campania, Puglia e Toscana e che quindi tutti i partiti della coalizione potranno esprimere le loro potenzialità. Parole che lasciano aperti vari scenari, così come nel centrosinistra, dove continua il totonomi, da ultimo l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, rappresentante del Partito Democratico, ma dal profilo civico, che nel 2013 vinse contro un simbolo della Lega come Giancarlo Gentilini. Per tutti il tempo delle scelte sembra ancora lontano.